Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buon martedì 21 di luglio e siamo pronti per questo nuovo appuntamento delle 12 da trascorrere insieme per questa mezz'oretta. E devo dire, ieri abbiamo iniziato la settimana con una chiave di lettura tutta al femminile e devo dire che anche oggi abbiamo la quota rosa proprio presente e devo anche sottolineare, oggi avremo un grande personaggio. Lei è una chef catanese, veramente porta con sé quello che è questa forte passione, come tutti i nostri ospiti ai nostri live, questa grande passione per la terra siciliana. Lei ha tanto viaggiato in Italia, nel mondo, ed è un po' questo spirito libero della cucina siciliana che però è proprio in Sicilia, che racconta attraverso la sua storia, attraverso la sua vita professionale, quella che è la vita da chef. Signori, noi abbiamo oggi un grandissimo personaggio che è lo chef, la cucina di Bianca. Bianca Celano sarà con noi in questa mattinata per parlare un po' della sua storia e di come poi molte cose accomunano tutti noi del popolo di Io Compro Siciliano, di quanto poi questo periodo particolare, questo periodo di chiusura, questo periodo un po' di crisi generale possa essere diventato un'opportunità di crescita, una anche svolta, perché noi diciamo sempre dai periodi negativi si può anche trarre una forma di riflessione che poi è quella che noi diciamo la presa di coscienza che poi per molti è diventato un vero e proprio stile di vita. Noi spesso parliamo con Io Compro Siciliano di lifestyle, di stile di vita basato prevalentemente su quelli che sono i tre grandi elementi di distinzione che è l'identità, la qualità e la provenienza. Bene signori, un grande appuntamento ci aspetta oggi, ma permettetemi di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie 248.251 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Io Compro Siciliano, tutto il popolo di Io Compro Siciliano ci stiamo avvicinando ai 250.000 amici, realtà, presenze, artigiani, titolari di aziende, produttori, consumatori che insieme sotto questa unica voce di crescita, rinascita, portano avanti quello che è il concept. Il concept è unico ed è quello di ripartire da noi, ripartire dalla nostra terra, dalla nostra storia, dalla nostra cultura. Ci sono veramente tanti bei progetti che si stanno concretizzando e che diventano poi incubatore di impresa a partire da quello che i tre ideatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici e Francesco Caravello stanno facendo con i protocolli di intenti. Sapete, abbiamo visto molti articoli in questi giorni, si stanno firmando protocolli con i parchi naturalistici della Sicilia e ancora il protocollo di intenti che fra poco porteremo avanti con il Milan Urban che porta Milano come città italiana in testa a questo progetto internazionale che coinvolge oltre 160 città nel mondo, da New York a Dubai, per portare avanti quello che poi è la coscienza legata all'utilizzo di prodotti locali senza sprechi e soprattutto tutti i prodotti a chilometro zero. Quindi si attenziona molto alla materia prima, si attenziona anche a quella che è la qualità della vita. E oggi noi sotto molti punti di vista ne parleremo proprio con la nostra
nostra ospite, ancora grazie a Millionaire che ha parlato di Io Compro Siciliano, di questa nuova realtà nata proprio in un periodo di lockdown. Voi sapete, Io Compro Siciliano nasce proprio il giorno di Pasqua. Anche se poi i tre fondatori, ognuno nel loro settore, chi nel campo della internazionalizzazione, chi nel campo dell'accoglienza e del turismo, chi nel campo del food e dei tour esperienziali, avevano già fatto tanti e tanti anni di esperienze portando sempre avanti quello che è il concept Made in Sicily. Bene, io immediatamente saluto i nostri amici che sono in collegamento e che ci scrivono e poi introduciamo la nostra ospite eccezionale di oggi. Abbiamo saluti, Ida Stagnetta, buongiorno Katiuska e a tutti i siciliani vicini e lontano. Un caro abbraccio a Ida, Ida è una siciliana e vive in Belgio. Un abbraccio a te, cara amica. Amalia Lopinto ed è buongiorno, siete fantastici, ciao Amalia. Fabio Mambo, buongiorno Katiuska, ciao chef, ciao, buone le tue torte deliziose, ancora Fausta in Travaglia ed è buongiorno popolo di Io Compro Siciliano, attrice, ciao cara amica. Chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore, il fascino in persona Katiuska, ciao chef, un bacio a Sciacca e un bacio a te. Ancora il faraone Palermo, buongiorno carissima e sempre grazie, bravissima Katiuska, ciao caro amico, grazie anche oggi per essere con noi. Bene signori, lo spirito libero della cucina siciliana noi siamo riusciti a prenderlo e a portarlo qui con noi. Signore e signori, abbiamo in questa giornata lo chef Bianca Celano. Buongiorno, buongiorno Katiuska e buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo, che stanno insomma insieme a noi per questo periodo e questo momento. Grazie per l'invito soprattutto. Allora, chef, noi siamo felicissima di averti con noi, siamo felici perché tu porti avanti ormai da tantissimi anni quello che è il concept legato alla qualità, all'eccellenza dei prodotti e soprattutto mi è piaciuta una frase, io da questa frase vorrei iniziare e poi quindi darti la parola per parlare un po' della tua storia ed hai veramente tanto da raccontare perché Bianca ha veramente tantissimo, tanta esperienza non solo in Sicilia, in Italia, nel mondo e quindi mi piacerebbe che condividesse la sua storia con noi. C'è una frase bellissima che ti scrivi e dichiari ad una rivista e da lì traggo questa frase: dentro una cucina c'è un buon cuoco che serve emozioni sul piatto ai clienti. E vorrei partire proprio da queste grandi emozioni. Bianca Celano. Sì, grazie. Mi collego a questa parola, ma poi devo ampliare il discorso. Sì, perché fondamentalmente, essendo siciliana e avendo la fortuna che questa terra ci regala prodotti e produttori e quindi storie anche di lavori artigianali, una cosa che ho scoperto con il lavoro, chiamiamo un po' così, da freelance, quindi un rapporto più diretto con il cliente piuttosto che all'interno della cucina, è quella di sì realizzare un piatto importante, ma raccontare anche chi c'è dietro. Tu pensa che già per questo, nei miei 5 anni di ristorante, tenevo nell'ultima pagina del menù un elenco di produttori dalla quale attingevo gli ingredienti con scritto chi mi aiuta in cucina. Era proprio questo il senso e dopo i 5 anni di ristorante, proseguito questa attività con le valigie piene di ingredienti siciliani. Non voglio però che passi il messaggio che questo sia fare l'ambasciatrice a tutti i costi solo perché vogliamo a tutti i costi fare marchette. No, io proprio selezionavo, andavo a conoscere le loro storie, vedevo anche le loro difficoltà di produzione, quello che può essere anche una bottarga di tonno di Favignana che per arrivare passa, c'è tutto un lavoro dietro, tutta una famiglia che ci lavora dietro. Quel prodotto ha anche un costo spesso elevato che è dato ovviamente dai costi di gestione dell'azienda che non lavora come diciamo industrialmente, quindi deve lavorare sull'artigianato. E poi questo prodotto io lo mettevo letteralmente dentro la valigia e lo portavo con me nelle cene che andavo a fare Milano, Torino, Roma,
dove andavo poi a raccontare la storia. Quindi quella frase che tu hai letto in realtà poi era anche la risposta del cliente, che poteva essere, ripeto, a Torino o a Milano, mi diceva: però oltre alla passione tu ci stai raccontando, cioè ci racconti tanto della cosa, del produttore, dell'ingrediente, ed era un rapporto bellissimo, perché fondamentalmente facevo anche scoprire realtà nuove. Chef, io ti fermo un attimino, perché a proposito di quello che tu stai dicendo adesso, del racconto legato poi ad un prodotto e quindi a quella determinata azienda che rappresenta un'eccellenza, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano ed è Francesco Caravello, che conduce tutti i giorni questo programma alle 18, che è Aperitivo Social. Lui dice sempre, infatti io questa frase gliel'ho anche un po' rubata, a noi piace raccontare le storie, piace dare un volto ai prodotti, Brava. perché un po' ed ecco qui tra l'altro, ecco, hai visto, detto fatto, Francesco Caravello scrive: buongiorno Katiuska e buongiorno alla tua ospite. Ciao Buongiorno anche a Ciccio. lui, buongiorno. Ed effettivamente, come vedete, una Sì, grande chef quale Bianca Celano stava proprio dicendo questo: è importante dare poi un volto a questi prodotti per brava. meglio raccontarli. Perché noi siamo coloro che li lavoriamo, li presentiamo al meglio, cerchiamo, tra l'altro nella mia cucina, io cerco sempre di non violentare il prodotto, cioè di non trasformarlo eccessivamente, perché se io ho un cappero di ottima qualità, non devo necessariamente stravolgerlo, anche presentarlo tale quale, nell'ambito e nel contestualizzarlo in un piatto, fa sì che il cliente possa definire i sapori. Una cosa che mi piace tantissimo che dicono i miei ospiti, i miei clienti, coloro che assaggiano i miei piatti, è che riescono a percepire ogni singolo sapore. Significa che, tra virgolette, sono stata brava a non stravolgerli, quindi faccio arrivare in maniera diretta quello che può essere il sapore di una tuna persa, quello che può essere il sapore di una bottarga, quello che può essere il sapore di una mandorla nostra siciliana, e abbiamo delle mandorle Presidio Slow Food eccezionali. Quindi una delle caratteristiche che ha, diciamo, fatto come percorso quando io andavo fuori, prima del lockdown, e poi ci agganceremo al dopo, era questo: ok, io vengo a fare la cena, però non fatemi trovare gli ingredienti là, lo so che Sicilia arriva ovunque, ma io preferisco in prima persona ordinarli al mio fornitore di fiducia e portarvelo proprio per mano dentro la, diciamo, la cucina del nord Italia. Poi il lockdown mi ha bloccato, ecco di qua. Però anche qui adesso Sì, racconteremo un'altra parte, perché quello che diciamo è poi cercare l'opportunità in quello che accade nella vita, sì, anche se a volte magari non sono cose belle come quella che abbiamo vissuto sì. tutti, però far diventare le cose, gli avvenimenti, un'opportunità, ed ecco qui che fra un poco racconteremo quello che è accaduto in questo periodo di lockdown con la nostra ospite di oggi. Ancora ci sono dei messaggi. Allora, abbiamo un messaggio da Stefania Caccamo che scrive: buongiorno, io compro siciliano, siete una grande forza ed energia made in Sicily, sinceri complimenti. Ciao Stefania, ciao cara amica. Ancora Paolo Sant'Angelo, bellissima come sempre, ciao caro Paolo. Sebastiano Musarra, buongiorno Sebastiano, e grazie a tutti gli amici che ci stanno anche seguendo attraverso i nostri video party. Franco Safina, lui ci scrive, un ceramista, ci scrive da San Luca di Sicilia, dice: buongiorno a te Katiuska, ai tuoi ospiti eccellenti e a tutti coloro che seguono Io Compro Siciliano e il tuo live. Ciao grande Franco, grazie come sempre. Ida Stagnetta scrive: la cucina locale è un viaggio nel viaggio, è il risultato, è un tableau che racchiude la nostra storia, ed effettivamente è vero. Bianca, tra l'altro, Sì. tu adesso ci stavi raccontando, no, dell'importanza degli ingredienti, e tu tra l'altro dici anche spesso, di questo ne sei un'attenta sostenitrice, che l'ingrediente è al centro ogni ingrediente è al centro del lavoro di uno chef, ed è quello che poi tu prima ci Sì. stavi dicendo, quanto è importante dare la possibilità di degustare ogni singolo gusto, ogni singolo Sì. ingrediente del piatto. Ma torniamo invece a questo periodo. Che cosa accade, Bianca? Allora, accade che ovviamente il lockdown ha bloccato totalmente tutti quelli che erano i lavori, sia in esterna che diciamo su Catania con gli stranieri. Proprio gli stranieri furono i primi a bloccare, a disdire le loro, diciamo, esperienze qui in Sicilia.
E a questo punto ovviamente il panico prende un attimino perché dici cosa faccio? In realtà da questo ne ho voluto ricavare un'opportunità, partendo dal presupposto che ho preso, grazie alla mia agenzia di comunicazione, comunque la pagina che avevo del ristorante, l'ho trasformata in una pagina personale e sono proprio il giorno, diciamo, un giorno proprio scritto chiaramente, ecco, se io dovessi tornare a cucinare per voi a Catania o comunque qui in Sicilia, cosa vorreste? Perché fondamentalmente la gente a casa, ok, andava tutti ad acquistare, abbiamo avuto i vari, diciamo, no, takeaway, più alto delivery, però fondamentalmente di cosa aveva voglia, visto il periodo che ci si prospettava davanti? È stato un bagno d'affetto, perché da qui molte persone hanno ricominciato a, diciamo, reduci anche dal fatto che mi conoscevano, che avevano già mangiato al mio ristorante, a chiamarmi ora o per eventi privati, quindi tornare un attimino un'altra volta a casa, un po' con la famiglia, che però deve essere ovviamente anche visto questo qua come una cosa, diciamo, graduale e di passaggio, perché i ristoranti devono tornare a riempirsi. Però sappiamo bene che in questo momento bisogna un attimino porgere una mano al cliente che ha paura ad uscire da casa, che comunque non si sente di riapprocciarsi con il pubblico. E allora ho iniziato con un pop-up, un temporary del mese di maggio, periodo ancora molto clou, molto delicato, e anche lì è andata benissimo, tutti i clienti che già mi conoscevano, ho proposto i prodotti locali, i piatti che conoscevano, insomma un po' di comfort food, no? Che gli dava il senso di comunque ci conosciamo, non è una cosa inventata. Poi da qui sono iniziate anche le cene private, quindi chiamate per cene. Io mi occupo anche di docenza per futuri cuochi in una scuola di cucina, ma la cosa più particolare che mi ha colpito, hanno cominciato anche a contattarmi delle strutture siciliane per avere un aiuto in cucina nella prima colazione su come approcciare e far tornare il cliente a viaggiare. Fondamentalmente tutto questo mi si è aperto un ventaglio di opportunità, ma che in realtà hanno un nome: fare squadra. Una sorta di rete di siciliani, tra le quali anche un'azienda di produzione dolciaria nel sud della Sicilia, che abbiamo, pensa, durante il periodo del lockdown inventato dei modi come consumare la colomba pasquale da casa. Quindi si sono innestate, secondo me, un po' più di, sia un po' ammorbidita, ammorbidito il rapporto fra di noi. Ognuno era bravo nel suo. Ok, sono bravo nel mio, ma non è detto che ho bisogno di un collega. Ti lascio la parola, forse devi Sì, chiedere qualcosa. no, Sì. infatti no, stavo proprio annuendo a quello rispetto a quello che dicevi, perché effettivamente questa magia è accaduta, Bianca, è accaduta un po' in tutti i settori, Mhm. perché quando diciamo un po' quello che è accaduto con il gruppo di Io Compro Siciliano, Mhm. no? Questa realtà che oggi consta di 250.000 amici, dico io, perché ogni giorno è un continuo abbraccio a tutti coloro che fanno parte di questa realtà, ma c'è stata davvero una presa di coscienza, perché la consapevolezza di pensare che fare squadra Mm. significa arrivare prima al risultato e soprattutto Bravissima. arrivare con grandi segni e con segni tra Mhm. l'altro che possono rimanere indelebili. Questa è veramente una presa di coscienza importante. Bianca, diciamo prima un po' di quello che accadeva 2000 anni fa, Aristotele in realtà fece un po' la classificazione delle scienze, però prima di 2000 anni fa questo non accadeva, cioè nel senso era tutto, il sapere era unico, Mhm. apparteneva alla storia e al mito. Ti sto facendo questa citazione perché tu per molti anni insieme avete collaborato, tu e Mm. Corrado Assenza. In Perfetto, questa sì. collaborazione, devo dire, c'è anche qui alcune pagine di storia legate poi alla tua Sì. storia da chef. Mhm. Ma perché citavo prima Aristotele? Perché poi lo chef del salato è il Mhm. pasticcere, ma secondo te esistono questi confini?
In realtà no, brava, mi hai fatto la domanda giusta, perché è una cosa che dice appunto sempre Corrado, che è assolutamente, a volte ecco, fossilizziamo questi termini. In realtà diciamo, i due tipi di mestieri sono assolutamente compatibili, e possono essere anche, dove sta detto che il dolce e il salato abbiano dei confini invalicabili. Ce lo insegna Corrado, perché nella sua, diciamo, arte del dolce è riuscita a inserire il gelato gastronomico con il prodotto salato, o è riuscita a trasformare un peperone che noi immaginiamo come un prodotto da, diciamo, appunto da salato, peperoni canditi, un cappero candito, quindi in natura esistono i prodotti, poi sta nella bravura di chi li lavora con il massimo rispetto nel poterli fare arrivare anche in diverso modo, senza inorridire, perché al di là della dire un peperone candito lo devi prima assaggiare e capire in realtà che poi alla fine non è così sconvolgente il sapore, ma anzi è una nuova apertura. E mi aggancio al discorso della collaborazione con Corrado, che è stata molto importante anche per me, al di là di collaborare col mio ristorante. Lui era colui che si occupava dei dolci, perché Corrado è stato il primo anche ad insegnarmi comunque che l'ingrediente di eccellenza fa la metà del lavoro di uno chef, cioè se tu usi il prodotto veramente di ottima fattura, tu il 50% del lavoro già l'hai fatto, poi tutto il resto sarà molto più semplice. Immaginati a dover mistificare, nascondere un prodotto che ha dei sapori o che non è totalmente di eccellenza. Per questo ti dico, lui ha questa filosofia, avevo già e ho sposato anche la sua, fa sì che ovviamente tutto questo comporti che poi arrivi al cliente. E il cliente si incuriosisce per sapere, ma questo prodotto, che io non ho mangiato mai un cappero così, faccio l'esempio, dov'è che l'hai preso? E scatta, diciamo, l'argomento produttore. Ed è vero. E poi chiaramente quando si parla poi del prodotto, si parla del produttore, si parla del territorio. Quindi vedete che poi Bravissima. si È continua, questo semplice. giro continua a essere, cioè è davvero un cerchio, perché quando noi raccontiamo attraverso i nostri prodotti, raccontiamo i produttori, raccontiamo il territorio. Quando racconti il territorio, necessariamente racconti anche le eccellenze, quindi tutto quello che riguarda l'artigianato, parli anche di quella che è l'ospitalità e quindi le strutture recettive. Vedete, cari signori, che il cerchio si continua a Si chiudere continua a chiudere. e quindi tutto racconta tutto, e ci siamo tutti proprio dentro questo grandissimo contenitore fatto di esperienze, fatti di emozioni e fatti di sogni. E mi è piaciuto tra l'altro ieri e anche oggi pubblicare questo post scrivendo: non bisogna mai rinunciare ai sogni. Ed è proprio vero, Bianca, tu ne sei, come tanti Sì, altri imprenditori, ne sei proprio testimone, non bisogna e ti mai rinunciare ai dico, sogni. ti aggiungo una cosa importante. Io ho iniziato a fare questo mestiere esattamente quasi 10 anni fa. In realtà prima io ero un'imprenditrice nell'ambito medico, però il mio lavoro mi permetteva di girare la Sicilia, e quindi io avevo una visita ad un cliente e una visita a un'azienda, e portavo a casa di tutto, e nel portare a casa di tutto mi facevo una cultura. Quindi in realtà io ho cominciato veramente dalle basi, dai prodotti, e in quel momento, come ti dicevo, pur facendo un altro lavoro, avevo un sogno. Questo sogno a 40 anni l'ho realizzato, perché non volevo rinunciare alla possibilità di svegliarmi e dirmi: io faccio il mestiere che desidero, non quello che mi sono, tra virgolette, ritrovata. Quando è successo il lockdown, ripeto, dopo la batosta, ho pensato: ma io adesso per chi cucino? E il panico è stato questo, cioè chi ha bisogno di una cuoca, chi ha bisogno di uno chef in questo momento drammatico? In realtà mi sono accorta, uno dei più bei messaggi che ho ricevuto quando mi sono tornata ad esporre è stato: ti prego, sollevami l'umore in questo momento drammatico, vieni a fare una cosa a casa mia, cucinami quello che vuoi, fammi tornare il sorriso. È stato un messaggio bellissimo, perché c'era la necessità di uscire un po' dall'apatia e dal malessere dato dal periodo anche economico. Ovviamente anche lì bisogna adeguarsi al periodo, questa è una cosa importante.
Ed ecco poi che è nato anche il progetto del Chef Carry Home, no? Sì, E poi un perfetto. altro progetto che adesso mi piacerebbe che tu raccontassi perché riguarda un po' tuo marito, perché anche qui c'è una cosa legata, Sì. questo non avevamo mica, non ne avevamo parlato, però l'ho Sì, trovato fra le notizie, quindi adesso ne parliamo. Però permettimi sì. ancora di rivolgermi a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Allora, Ida Stagnetta dice un po' come la cucina araba, mi prometto di venirla a trovare, cara Bianca, la sua passione mi dà fame, scrive Ida. Ed ancora Mimma Spallina è un'altra artigiana, lei realizza dei bellissimi gioielli in pizzo Mm, chiacchierino mm, mm, e scrive buongiorno, un bacione a tutti voi, ciao cara amica mm, e ancora tanti saluti agli amici che seguono le nostre dirette, che ogni giorno ci scrivono con tanto affetto. Poi, sai Bianca, ci sono tanti amici che scrivono anche alla nostra mail di riferimento, anzi ne approfitto per darla, ed è mm, info@iocompro.siciliano.com. Questa è una mail alla quale scrivono tanti amici per anche condividere quelli che possono essere nuove idee, nuovi mm, progetti, e quindi portando ancora più forza a quella che è la rete, che ormai è il segno di questo nuovo riniziare, questo ricominciare con una coscienza più forte. Ma torniamo un attimino fra le sì, tante cose, questa ventata di entusiasmo del nostro ospite di oggi, che è il chef Bianca Celano. C'è una cosa molto bella perché tu hai pensato fra le tante cose, tra i tanti progetti, anche la Healthy and Fit, la cucina Healthy and Fit, si dice così, sì, giusto? sì, Ma sì, ce sì, ne sì, sì, parli un sì. po'? Allora, ti spiego subito. In realtà tutto è nato dal fatto che mio marito è proprietario di 2 negozi, di integratori per lo sport, che, visti da chi non conosce come una cosa demonizzata. In realtà l'integratore è una di quelle cose che nella vita giornaliera è necessaria, sia per chi fa sport che per chi comunque ha bisogno di sostegno. Da questa cosa è nato tutto un percorso relativamente agli alimenti proteici, alimenti che sono comunque legati, ripeto, al fitness. Allora cosa succedeva? Che quando arrivavano i primi prodotti, in realtà io ero la prima a testarli, no? Però testarli significa anche farli diventare di buon gusto. Già lo sono, però da qui abbiamo cominciato a ragionare su delle ricette sane, perché fondamentalmente, lo sappiamo, il fitness è una cosa che ha preso molto piede, ma il mangiar sano è una cosa fondamentale perché veramente, adesso non voglio dire della dietrologia, ma è fondamentale anche per la salute. A volte veramente quello che sono i nostri valori diciamo ematici sono molto alterati da come ci alimentiamo. Preferiamo a volte comprare più una bella borsa, ma non gestire meglio l'alimentazione. Tornando a questo, per farti un esempio semplicissimo, lui aveva in negozio una pasta proteica che fine a se stessa, capace chi insomma la provava, un po' di olio e parmigiano perché la pasta è proteica. No, io ho detto, ma perché non cominciamo a dargli un sapore? Siamo in Sicilia, nel momento giusto, se tu usi 2 pomodorini giusti, dei peperoni, del basilico, dell'olio buono perché fa tendenza, una ricotta salata di quelle giuste, tu quella stessa pasta proteica gli aggiungi delle fibre e trovi una ricetta che comunque dia gusto. È proprio come se ti facessi una sorta di insalata da fredda, però con l'ingrediente da fitness, quindi da salute e gusto. Da qui è nata un po' questa collaborazione per ragionare di far mangiare, sempre usando comunque dei prodotti siciliani, ma non, ripeto, per retorica, perché ce li abbiamo sotto casa, sarebbe il colmo andare a mettere spezie che vengono da altri luoghi. Abbiamo noi i nostri profumi, il nostro basilico, il nostro timo, la nostra mentuccia, aromatizzare bene, usare degli oli siciliani, che noi abbiamo degli oli di sapori anche molto forti, quindi già hai vinto, perché un buon olio con una buona pasta già hai vinto. E da qui ho ragionato sul creargli delle ricette legate appunto a chi fa sport o chi vuole mangiare sano, in maniera dietetica però. Insomma, Quindi, come a 360 vedete, gradi. siamo riusciti a creare anche un'alternativa a quello che spesso magari si pensa essere, no, quello che diceva adesso Bianca, una vede magari la pasta proteica e dice basta, non metto più nulla, invece si può pensare
di renderla ricca con i prodotti buoni. Bianca, ci sono tanti progetti che continuano ad andare avanti, tra l'altro alcuni sono in cantiere, me ne raccontavi in parte ieri, quindi alcuni si stanno per realizzare. Vorrei ricordare che Bianca è anche un validissimo Bianca, tu hai è un'agenzia, penso, di comunicazione, quindi che riguarda anche, quindi fai anche consulenza. Dico, quindi quando si dice avere validi supporti diventa importante anche in questo periodo, perché il fatto di reinventarsi, di ripartire, lo si può fare anche con una chiave nuova, e avere validi supporti professionali è sicuramente la chiave di lettura. Vedete, cari amici, come anche la testimonianza di questa importantissima ospite di stamani diventa importante perché è ancora la conferma che da un momento particolare si può ripartire con più forza. Bianca, noi a questo punto speriamo di venire presto a trovarti. Noi continuiamo a viaggiare in Sicilia perché abbiamo oggi Catania come protagonista di questa puntata, domani invece ci sposteremo a Castelbuono, dove parleremo di moda, avremo ospite una stilista con la sua linea che è una linea particolare dove la sicilianità viene fuori attraverso i colori, i tagli dei suoi modelli e delle sue linee, delle sue collezioni. Ed ancora sempre domani, sempre a Castelbuono, parleremo naturalmente della città bellissima con il suo castello, e parleremo anche di poesia. Ne parleremo con una poetessa pluripremiata a tutti gli appuntamenti, i premi letterari di Sicilia e d'Italia, quindi domani sarà un po' ancora un raccontare attraverso la parola e attraverso l'immagine. Noi vi diciamo scriveteci come sempre a info@iocomprosiciliano.com, inserite anche quelli che sono i vostri dati nel form che troverete proprio nella parte in alto alla nostra pagina, lì inserite i dati della vostra azienda e in questo modo anche voi entrerete a far parte del grandissimo database di Io Compro Siciliano. Ricordate, per mettere in connessione la domanda, l'offerta, i consumatori, i produttori, sono ormai oltre 3.000 le aziende registrate, continuiamo a camminare velocemente sempre con la forza di ognuno di voi. Ancora per chi, visto che sono arrivate tante domande per le nostre t-shirt, ricordate anche che per indossare la t-shirt di Io Compro Siciliano basterà andare nella sezione merchandising, che è shop@iocomprosiciliano.com. Ancora tante emozioni da vivere insieme. Noi non riusciamo forse a ripristinare il collegamento per il saluto finale con la nostra ospite di oggi. Oggi abbiamo avuto con noi la chef catanese Bianca Celano. Bianca ci ha raccontato della sua esperienza e del suo trasformare la sua attività da chef anche subito dopo il lockdown. Noi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, la salutiamo, grazie per essere stata con noi. Io vi dico, con me ci si vede naturalmente domani alle 12, ma Io Compro Siciliano continua i suoi appuntamenti, ricordate alle 18 aperitivo social con Francesco Caramello. Beh, la nostra ospite sicuramente sarà lì, non riusciamo a riprendere il collegamento. Grazie come sempre a Paolo Gatto per il suo sostegno in regia, grazie a tutti i collaboratori. Allora a questo punto permettetemi di farlo insieme a voi. Venite vicini vicini e adesso ripetete tutti con me. Io compro siciliano! Ci vediamo domani alle 12. Io compro siciliano, questa è la Sicilia che ci piace. Ciao, a domani!